Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza a distanza di 2 anni ha riproposto il progetto di razionalizzazione che prevede nel Nuorese la chiusura di 5 presidi, la sezione provinciale della Polizia Postale e delle Comunicazioni, il posto di polizia ferroviaria di Macomer e 3 distaccamenti di polizia stradale, Fonni, Ottana e Siniscola. La denuncia arriva da Matteo Baldi, segretario provinciale del SIULP. Se pensiamo alla mole di lavoro svolta dagli operatori in quegli uffici di specialità, la domanda spontanea che un cittadino potrebbe porsi è chi svolgerà e garantirà quel servizio in futuro, si chiede il SIULP, che ricorda le migliaia di indagini svolte dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni in collaborazione con tante procure della Repubblica d'Italia, a caccia di cybercriminali, ma anche le centinaia di convogli ferroviari che transitano a Macomer e i numerosissimi controlli effettuati a bordo dei treni. Quanto alla polizia stradale, il segretario del SIULP sottolinea che chiudere i distaccamenti di Fonni, Ottana e Siniscola equivale ad abbandonare il presidio e il controllo delle arterie principali della Sardegna, soprattutto nel periodo di incremento turistico per quanto riguarda Siniscola e Ottana e nel periodo invernale per Fonni. Inoltre a Siniscola viene chiuso un distaccamento che nei prossimi mesi si dovrà trasferire insieme al commissariato in nuovi locali. Il sindacato poi ritiene vergognoso e privo di fondamento un intervento mirato a chiudere posti di polizia per reperire fondi risparmiando sulla sicurezza e sulla pelle dei cittadini. Siamo ridotti all'osso numericamente, scrive il SIULP. Nel panorama nazionale abbiamo subito il blocco del turnover, il blocco del contratto dal 2009, il blocco del tetto salariale dal 2011. Questa volta diciamo basta, questa volta scendiamo in piazza ed è una promessa, conclude la nota del sindacato.